Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli in apertura al Graduation Day che si è tenuto questa mattina alla Dacia Arena di Udine. È la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea e è stata alla presenza di parenti, amici e per tutti i dipartimenti. Circa 800 i laureati presenti alla seconda edizione della manifestazione. 800 laureati, accompagnati da familiari e amici, oltre ai 70 migliori laureati dell'università. È il secondo Graduation Day tenuto allo stadio di Udine. La cerimonia che festeggia la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati tra settembre 2021 e luglio 2022 e i migliori laureati con il sistema premiale d'ateneo. Un momento in cui vogliamo dimostrare che siamo una comunità, lo dimostriamo a dire il vero tutti i giorni e l'abbiamo avuto modo anche durante i periodi più duri, più critici della pandemia. Ricordo che la prima edizione è stata fatta proprio per dare a tutti gli studenti che non avevano avuto la possibilità di farlo la soddisfazione di avere un momento di celebrazione. Anno ci si prospetta questo universitario anche considerando il fatto che i rincari anche per voi sono un problema in più? Certo, è un momento difficile, noi stiamo già affrontando per fortuna con una situazione economico-finanziaria di grande tranquillità per quanto ci riguarda, perché questo dipende naturalmente dalla gestione oculata che è stata fatta negli anni precedenti e che ci permette di affrontare con una certa tranquillità quello che stiamo facendo senza pregiudicare nessuna delle attività che avevamo programmato di fare, sia per gli studenti sia per l'attività di ricerca e il rapporto con il territorio. Emozionati e felici nel giorno della loro festa, i laureati dopo un impegnativo percorso di studi hanno già le idee chiare sul loro futuro. Insomma, un giorno di festa, dopo tanto sacrificio, tanti studi. Sì, io in particolare sono una vecchia studentessa perché quest'anno premiano anche i laureati 2019, quindi ormai sono un po' fuori dal mondo dell'università, però fa sempre piacere essere qua. Di dove sei? Udine. Tu? Anche di Udine. È sicuramente una bellissima giornata perché dopo aver passato 2 anni, metà in pandemia, quindi che non si poteva andare all'università, comunque un bel modo di festeggiare, molto bello. Io mi sono laureata un anno fa, quindi anche per me è un po' strano tornare e rientrare nel mondo dell'università di Udine, però è sicuramente una bella giornata. Modo per ritrovarsi anche. Esatto. Sì, un momento di incontro, ecco, di festa. Siamo tutte contente, ecco, di avere questa opportunità. In un futuro dove vi vedete? Allora, in un luogo di lavoro pieno di responsabilità, perché le responsabilità danno soddisfazione una volta che raggiungi un obiettivo e quindi mi piacerebbe trovarmi in questa situazione. Io ho iniziato la laurea magistrale e sto anche già lavorando, ho iniziato a fare il tirocinio e quindi in realtà mi vedo, sono già nel mondo del lavoro. Ci spostiamo adesso nella destra tagliamento per il congresso della Filologica Friulana che si è tenuto questa mattina a Spilimbergo, un appuntamento molto sentito, quello di questa mattina al Teatro Miotto, nel corso del quale sono state enunciate le attività svolte nel corso dell'anno e le prospettive future per un legame sempre più forte tra l'associazione e la lingua friulana. Il congresso della Filologica, ecco, tempo di bilanci ma soprattutto anche tempo di raccontare alla gente le vostre iniziative e quello che fate a favore del Friuli, della nostra patria. Spilimbergo devo dire che è una città particolarmente cara alla società filologica, pensiamo che sono ben 4 le occasioni di congresso che abbiamo tenuto in questa località perché è un luogo straordinario per quanto riguarda le bellezze storiche, artistiche, una grande ricchezza per la comunità, insomma per quello che offre a noi e a tutti quanti i visitatori. La giornata importante è la giornata del congresso, la giornata di presentazione del numero unico. Spilimbergo è città sul tagliamento, città del ponte che congiunge le vecchie province di Pordenone e Udine, in cui il friulano è ovviamente parte integrante del linguaggio e quindi della cultura. Evidentemente un friulano che poi è connotato dalle influenze rispetto alle vicende storiche che hanno caratterizzato Spilimbergo, ma in questo senso la lingua friulana è simbolica nel nostro essere parte del mondo.
Passiamo adesso alla cronaca, furto di attrezzatura da lavoro ai danni della ditta che sta eseguendo lavori di manutenzione al complesso condominiale Il Picchio di Tarvisio. È stato lo stesso titolare della ditta a denunciare ai carabinieri la sparizione di alcuni attrezzi. Il danno non è ancora stato quantificato. E un incendio si è sviluppato ieri sera, poco prima delle 22, in un'abitazione in via Cividale a Orsaria di Premariaco. Le cause sono da ricondurre ad un cortocircuito dello scaldabagno. I pompieri, intervenuti con 2 autobotti, hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme. I danni ammontano a 7.000 euro. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche i carabinieri di Premariaco. Vediamo adesso ai dati sulla pandemia, che oggi parlano di 752 nuovi contagi da Covid rilevati grazie a 3.720 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono 2 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, mentre 162 sono ricoverate in altri reparti. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi nella nostra regione. E nella chiesa di San Francesco a Udine è andata in scena la 12ª edizione della Festa dei Nonni. Premiati l'ex cestista Egidio delle Vedove, il coordinatore della Protezione Civile di Udine Graziano Mestroni e il presidente della Digas Paolo De Luca. 2 premi speciali sono stati assegnati a Adriano Luci e Don Davide Larice. La premiazione del concorso Nonno Più e lo spettacolo musicale nella domenica della Festa dei Nonni. A organizzare la 50 e più l'Associazione dei Pensionati del Commercio, inserita in un sistema associativo di servizi nato e cresciuto all'interno di Confcommercio Imprese per l'Italia. I premi sono andati all'ex cestista Egidio delle Vedove, al coordinatore della Protezione Civile di Udine Graziano Mestroni e al presidente della Digas Paolo De Luca. 2 premi speciali sono stati assegnati a Adriano Lucci e Don Davide Larice. Una sorpresa bellissima anche per me, credo che sia stato premiato il nonno in quanto simbolo e comunque nonno impegnato, diciamo, nel sociale, nelle attività economiche, quindi attivo a 360 gradi. Io avevo paura di invecchiare, però adesso accarezzo la Senectus, la carezzo. Sono orgoglioso e ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare fino a questa età. Voltiamo pagina, un'occasione per pensare il futuro e continuare sulla strada indicata da Don Pierluigi Di Piazza. È il bilancio del 30° convegno del Centro Balducci, il primo senza il suo fondatore, che si è concluso ieri a Zugliano. Gianpaolo Carbonetto, organizzatore del 30° convegno qua al Centro Balducci. 2 giorni passati a discutere, a confrontarsi. Ma un convegno difficile proprio da pensare, perché era il primo convegno senza Pierluigi Di Piazza e quindi con una responsabilità di rispetto di quello che Pierluigi ha fatto, con la responsabilità di continuare su una traccia difficile e faticosa, non la fatica di organizzare il convegno ovviamente, ma la fatica di quello che sarà il futuro. Voleva essere un tentativo di esplorare la strada che Pierluigi ha fatto e di cercare di capire quali sono i segreti per portarla avanti, perché la cosa importante è che questa opera continui a esistere. Credo che le difficoltà siano quelle di, se posso usare un esempio, diciamo che il centro è una specie di peso che una volta era tenuto insieme da una catena sola e che quindi aveva un suo equilibrio quasi autonomo. Adesso le catene devono essere più d'una e quindi bisogna trovare un nuovo punto di equilibrio che non è detto che sia facile da trovare, ma che deve essere trovato con una buona volontà e con mettere un po' dietro se stessi rispetto all'obiettivo. Il mondo al femminile a lezione di leadership. 30 studentesse udinesi hanno aderito al progetto messo in atto dall'associazione Se non ora quando, che punta a rendere le ragazze consapevoli delle loro capacità in ambito istituzionale e imprenditoriale.
Coinvolge una trentina di studentesse di 5 istituti superiori di Udine e Leadership al femminile, il progetto per la parità di genere sostenuto da Comune e Regione in collaborazione con la Questura e il patrocinio della Fondazione Friuli e dell'Università degli Studi di Udine, con la partecipazione di privati e associazioni che operano sul territorio. Lo scopo di Leadership al femminile è di rendere le ragazze consapevoli delle loro capacità per divenire agenti di cambiamento nelle rispettive comunità locali, nazionali e internazionali e operare in ambito istituzionale e imprenditoriale. Nella nostra regione in Italia c'è bisogno di giovani preparate, motivate, coscienti delle loro potenzialità e capacità e in grado di entrare poi nella società, di assumere ruoli importanti in politica, nelle istituzioni, nel mondo economico. Le 5 scuole superiori di Udine che partecipano al progetto, penso Marinelli, Percotto, Malignani, Zanon, Uccellis. Il ruolo delle forze dell'ordine nell'ambito del progetto è promuovere la prevenzione. Noi ci occupiamo di repressione, ma prevalentemente puntiamo alla prevenzione. Vogliamo rendere consapevoli le donne e tutta, insomma, sostanzialmente le comunità che c'è un problema e quindi questo problema dobbiamo affrontarlo assieme. Passiamo alla politica, si sta svolgendo a Cussignacco il congresso del Movimento 5 Stelle, lo sta seguendo per noi Alberto Comisso con il quale ci colleghiamo in diretta. A te la linea Alberto. Buongiorno Monica, hai detto benissimo, proprio il congresso, l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle è un'occasione preziosa per fare il punto alla situazione dopo il voto di domenica scorsa, ma soprattutto per tracciare il futuro, in particolare le strategie ed eventuali alleanze per preparare le prossime campagne elettorali, in particolare quella di Udine delle comunali, ma a maggior ragione quella delle regionali. Ne parliamo allora con il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Luca Sut. Innanzitutto, ecco Sut, un bilancio della campagna elettorale che c'è stata, l'esito del voto, ma soprattutto coalizioni oppure andrete da soli in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Trieste ma soprattutto Udine. Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, abbiamo voluto oggi fare questa riunione regionale, quindi trovarci in presenza, ma non solo, perché avevamo anche molti collegati che non sono potuti venire qui oggi per analizzare appunto il voto di queste nazionali, che ci trova abbastanza soddisfatti, insomma, a livello nazionale, perché ci davano per morti e non lo siamo proprio, perché abbiamo preso il 15%. La votazione regionale, chiaramente partivamo con un 7% dai sondaggi che avevamo e così abbiamo ottenuto, ma questo chiaramente non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per noi e abbiamo dimostrato anche oggi con i numerosi attivisti, portavoce presenti su come organizzarci per il futuro, quindi come diceva lei prima per le prossime regionali e le prossime amministrative. Sarà un lavoro duro che porteremo avanti per organizzarci nei territori, a breve ci saranno anche i coordinatori provinciali che mi daranno una mano per ricostruire il territorio, partendo appunto anche dalle elezioni comunali, che poi sono la vita, insomma, del Movimento 5 Stelle, quindi ripartire dai territori. Per tutto quello che riguarda le alleanze, al momento, insomma, sono valutazioni che sono in corso. Io ho voluto uscire in questi giorni per rispondere a delle aperture che ci ha dato Verdi e Sinistra Italiana, proprio citandomi, quindi mi sembrava legittimo rispondere, ma sono tutte cose che valuteremo nel corso del tempo. Come abbiamo detto con il PD a guida Letta, noi non abbiamo nulla da spartire, perché ci riteniamo, come ci è stato appunto riconosciuto anche da Verdi e Sinistra Italiana, di essere progressisti ed ecologisti. Questo lo dobbiamo sottolineare, perché riteniamo di essere gli unici che a livello nazionale hanno portato avanti alcune tematiche, e vedremo anche qui in locale chi ci starà proprio su queste tematiche, perché sentire parlare di inceneritori per noi non è la vera transizione ecologica. Per concludere, ci eravamo visti a Fontana Fredda, abbiamo seguito assieme una parte dello spoglio. Luca Sut purtroppo non ce l'ha fatta, ecco, c'è rimasto innanzitutto male, si aspettava un qualcosa di più, ma soprattutto il suo impegno al Movimento 5 Stelle continuerà o sarà
destinato insomma a seguire un'altra strada. No, beh, che dispiaccia, questo sicuramente, insomma, non sarei falso a dirlo che non sia il vero, però il mio lavoro continua come coordinatore regionale e qui oggi abbiamo, ripeto, l'evidenza del fatto che sicuramente non mollo. Io ci tengo tanto a questo progetto del Movimento 5 Stelle che continua a vivere e sarà presente anche qui in Friuli Venezia Giulia, io ce la metterò tutta. Io ringrazio Luca Sut, Monica, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Alberto, e questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.